Un centinaio di delegati dei lavoratori del turismo provenienti da tutto il nord Italia sono arrivati questo pomeriggio a Venezia, la capitale mondiale del turismo per definizione, per chiedere che il governo proroghi gli aiuti a un comparto ancora in profonda crisi. Chiedere al Ministero di consolidare gli ammortizzatori sociali per il settore del turismo, per tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questi 2 anni di pandemia si sono trovati a casa con la cassa integrazione ma senza lo stipendio reale. Alle 14 nel primo pomeriggio, in contemporanea in tutta Italia, flash mob da Campo San Giacometo a Rialto, nel cuore di Venezia. I lavoratori si sentono dimenticati. Anche il PD veneziano, attraverso la capogruppo Monica Sambo, ha espresso sostegno alla mobilitazione. Siamo qui per accendere un faro su questo settore perché è un settore che è stato dimenticato, un settore che a detta di tutti era un settore trainante dell'economia e che è stato lasciato da solo e che con il 31 di marzo rischia di perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro. Cercare di porre l'attenzione dell'opinione pubblica su quanto rappresenta e quanto sia strategico per il sistema paese tutto quello che rappresenta il turismo e l'industria turistica e anche tutto l'indotto, la cultura